Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Allora, prima di parlarvi di José Maria Callejon, volevo fare le mie sentite condoglianze a Mister Gattuso che ha perso la sorella Francesca di 37 anni. Tutta Napoli è con te, ti abbraccia e niente, parliamo di José Maria Callejon, 33 anni, classe 87, venuto dal Real Madrid al Napoli, ha vestito la maglia azzurra dal 2013 fino ad oggi e Callejon ha fatto 245 presenze e 62 gol fino ad ora. Non è compreso quest'anno qui, però comunque voglio capite tutto che José Maria Callejon è stato sempre insostituibile, sia per Benitez, per il dopo Benitez che è Sarri, poi Ancelotti e lo stesso Gattuso. Però ora per José Maria Callejon è venuta l'ora di cambiare maglia, ma tutto quello che ha dato al Napoli non si può dimenticare. È vero, non è stato un grande goleador, non è stato una prima punta, però dobbiamo dire anche quello. Il suo ruolo naturale è esterno offensivo, ovviamente, non è prima punta, è un giocatore che si è sempre fatto vedere propositivo sia in fase offensiva ma anche in fase difensiva. È un giocatore che ha aiutato molto la squadra. Il forte del suo lavoro era ad aiutare la squadra. Inizialmente con Benitez ha fatto più gol, poi è andato a calare, giusto perché aiutava molto la squadra, faceva avanti e indietro per aiutare la squadra, poi faceva assist, inserimenti, un giocatore, diciamo, uno dei più forti in Serie A negli inserimenti, veramente spettacolare, a memoria con Insigne e con Mertens. L'abbiamo visto con Benitez dove ha fatto più reti, poi ha giocato con Sarri dove ha fatto più lavoro appunto in fase difensiva, andando a proporsi anche in fase offensiva, lo stesso l'ha fatto con Ancelotti ed ora con Gattuso ha trovato il suo spazio, ma comunque non come nei primi tempi. E poi ha perso anche lucidità sotto porta, l'abbiamo visto con il Barcellona, l'abbiamo visto in altre occasioni dove ha sbagliato dei gol importanti, ha dato tutto per la maglia, ora non è più lui, ma si sa, l'età avanza per tutto, non si può dire nulla di José Maria Callejon perché veramente per la maglia del Napoli ha dato sempre tutto in campo, insostituibile, non ne potevamo fare almeno di Callejon, di tutti i giocatori potevamo fare almeno, ma di lui no, era sempre presente, sempre nei titolarissimi del Napoli. Ora è destinato a tornare in Spagna, dove c'è il Siviglia, dove c'è il Valencia, dove ci sarebbe Villarreal, 3-4 squadre che seguono José Maria Callejon. Però José dovrebbe finire la stagione con il Napoli e poi a fine stagione dovrebbe andare via in Spagna. Questo è sicuro, José non rinnoverà con il Napoli, andrà via. Però ragazzi non possiamo dire niente a Callejon, ma solo applaudirlo per quello che ha fatto. Non ha fatto sentire la mancanza di un certo Lavezzi che ha dato tanto con il numero 7 del Napoli, di uno strapotente Cavani che lì con il numero 7 ha fatto una carretta di gol. Voglio, ci ha fatto impazzire, ci ha fatto sognare. Callejon ha saputo prendere l'eredità di due giocatori di un livello altissimo e non farne sentire la mancanza, nonostante sì, in certi momenti l'hai sentita, ma quando c'era Callejon, con Higuaín, con Mertens, cioè non sentivi più la mancanza di giocatori come Lavezzi e Cavani, voglio, veramente tanta roba. Non si può che applaudire a Callejon per questi anni che è stato a Napoli, per 7 anni se la vogliamo dire, perché comunque questa stagione la finisce con il Napoli, e niente, tanto d'applauso a José per tutto quello che ha fatto, voglio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di José Maria Callejon in tutti quest'anni, se l'avete apprezzato, se non l'avete ritenuto da Napoli, se per voi è stato un giocatore insostituibile come lo è stato in realtà, per voi è stato giusto, no? Insomma, fatemelo sapere nei commenti, mettete tanti mi piace, mi raccomando se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoli l'87, se no si incazza Callejon, e iscrivetevi al mio canale. Buona serata a tutti amici da Napoli l'87 e forza Napoles!